Il 28 aprile la Corte Costituzionale deciderà se la legge regionale che indice il referendum sull'indipendenza del Veneto è legittima o no, e in quei giorni il Veneto sarà in piena campagna elettorale. Il nuovo governatore sarà scelto infatti il 17 maggio. In poche parole la Corte darà ragione alla Regione Veneto che ha approvato la legge o al governo Renzi che l'ha impugnata. All'udienza pubblica saranno presenti l'Avvocatura dello Stato, i legali del governatore Zaia, ma anche Indipendenza Veneta, il movimento che ha contribuito a scrivere la legge e che farà una richiesta precisa. La tesi della non competenza della Corte a decidere su un argomento che è il diritto di autodeterminazione, che come sappiamo è diritto internazionale, precostituzionale, e se è pre vuol dire che viene prima. La Corte in base a quali parametri può giudicare di un diritto che viene prima della Carta Costituzionale? La Corte potrebbe dar ragione al Veneto ma anche bocciare la legge. E quindi ricorreremmo alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Qui si pretenderebbe, bocciando la legge, di impedire ai veneti, al popolo veneto, di potersi esprimere come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, la libera manifestazione del pensiero. In caso di bocciatura comunque, Indipendenza Veneta è pronta a ripartire con la proposta di una nuova legge regionale o a lanciare l'idea di un referendum non ufficiale autogestito dalla regione come è accaduto in Catalogna. Io non sono ottimista, sono molto realista, però sono più battagliero ancora di quanto alcuni credano, per cui non molleremo la presa, perché quando si opera sul piano della legalità interna e internazionale non si deve temere nessuno. A frenare l'ottimismo anche i costi del referendum, che dovrebbe essere a carico dei cittadini, 3 euro per ciascun veneto, 14 milioni in totale. Il sogno sarebbe quello di raccoglierli prima delle elezioni regionali. Il referendum si potrebbe celebrare prima della decisione della consulta, questo è un fatto straordinario.